Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 41, campionato B-Win, ancora 180 minuti, ancora un punto per la definitiva salvezza del Modena di Cristiano Bergodi, chiamato a chiudere con onore questo campionato davanti al proprio pubblico per poi pensare alla prossima stagione. Non può assolutamente farlo il Portogruaro della bandiera Agostinelli, che deve solo vincere per evitare la retrocessione diretta. 20 disperati e decimati, gialli con Greco e Pasquato insieme con Mazzarani e Signori fuori per scelta tecnica, così Bergodi vuole tornare a vincere, vuole i 3 punti che mancano dal 2 aprile, servono invece 2 vittorie consecutive al Portogruaro per continuare il sogno chiamato Serie B. Fischia il signor Pinzani, subito il Portogruaro in avanti, discesa di Espinal sulla sinistra, è proprio lui, poi viene intercettato il pallone, ancora Altinier, ancora Espinal col destro, tiro però facile per Alfonso che si distende a terra, facile comunque la conclusione. Parata, poi Pasquato, punizione, pallone che attraversa tutta l'aria, errore di Gargiulo, arriva Greco, pallone in rete, colpo di testa, rete numero 6 per Giuseppe Greco. Modena in vantaggio, Modena che non lascia nulla al caso, voleva vincere, vuole 3 punti, arrivano subito con Giuseppe Greco, rete davvero importante, Agostinelli subito sconfortato, si lamenta, ecco il replay, l'errore di Gargiulo. Arriva Greco di testa, pallone dentro, perfetta la punizione ancora una volta di Pasquato, lo specialista. Minuto 35 e poi ci prova il Portogruaro, grandissima azione, qui sbaglia la difesa, Tarana nel mezzo per Espinal, facile ma lui riesce a sbagliare, clamoroso errore, clamoroso però anche la disattenzione difensiva del Modena, non viene però utilizzata, poi arriva la punizione di Schiavon, pallone che passa in mezzo alla barriera, facile per Alfonso, comincia la ripresa. Subito con il Modena pericolosissimo, tiro di Pasquato, pallone che rimane lì, errore di Gargiulo ancora una volta, tocca col braccio, nessun dubbio per Pinzani, calcio di rigore, ecco il replay, il tocco col braccio sinistro, dal dischetto degli 11 metri, ancora Greco, pallone dentro, rete numero 7, terzo dal dischetto dagli 11 metri, esulta sotto la curva del Modena, la freddezza di Greco, nulla da fare per Furlan. Palla in rete, 2-0 per il Modena, poi ancora Tarana col sinistro, pallone sul palo, siamo al minuto 9, il Portogruaro ci crede ancora, grandissima conclusione di Tarana, poi c'è il cambio, fuori Greco tra gli applausi, dentro Mazzarani, escluso almeno inizialmente per scelta tecnica, ma è proprio Mazzarani a rendersi pericoloso, Rullo, sinistro da dimenticare, però Mazzarani ci crede sulla linea di porta, col petto, la mette dentro, siamo al minuto 15, Modena 3, Portogruaro 0, non c'è più storia, ecco però il replay che ci mostra Mazzarani che ci crede, Furlan disperato per aver subito l'ennesimo gol, poi ancora Milani ci prova, dice di no Furlan, siamo al minuto 23, poi al minuto 27, altra occasione ancora per il Portogruaro, Altinier, il palo che dice ancora una volta di no, salva Alfonso, pallone che esce direttamente, altra grande occasione per il Portogruaro, poi il cambio, fuori Pasquato, dentro Bellucci dopo 5 mesi, grandi applausi per lui, ancora il gol questa volta di Schiavon col destro, gran lavoro di Altinier sulla fascia destra, pallone che arriva a Schiavon, destro secco, nulla da fare per Alfonso, siamo 3-1, poi ci prova ancora Bellucci dalla bandierina, dice di no Furlan, grande intervento quello del portiere, poi al minuto 42 ancora un duello a distanza tra Altinier e Alfonso, grande la parata però del portiere giallo-blu che dice di no, finisce così, finisce con il Modena che festeggia la sua salvezza, lacrime per Agostinelli e Portogruaro che finisce subito la sua avventura in Serie B.